Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia ad eseguire i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura un aggiornamento sulla strage di Altavilla a Palermo. La verità sul massacro è racchiusa in un hard disk di 8 terabyte che gli avvocati della difesa hanno consegnato agli inquirenti. Tentato omicidio in una villetta di Pedara in provincia di Catania, dove un uomo di 87 anni si è accanito contro l'ex moglie di 78. Dopo aver cercato di spararle senza successo, l'ha colpita con il bastone che usava per camminare, per poi tentare di strangolarla. Macabra scoperta ad Agrigento, dove è stato trovato un cadavere tra le sterpaglie. A dare l'allarme un cittadino che mentre stava passeggiando ha avvistato il corpo senza vita. Potrebbe trattarsi di un uomo di cui qualche settimana fa era stata denunciata la scomparsa. Si aggiunge un nome all'elenco delle vittime della strada a Palermo. A perdere la vita questa volta è un ragazzo di 18 anni finito fuori strada mentre si trovava alla guida di una moto. Simone Gnoffo, questo è il suo nome, avrebbe terminato la sua corsa contro un palo della luce. Chiudiamo con il meteo. Domani il bel tempo rimarrà protagonista in Sicilia, ma in alcune zone la pioggia non mollerà alla presa, in particolare nella parte settentrionale della regione. E con questo è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 13:30. Grazie per averci seguito, arrivederci.